Una persona è morta ed un'altra è rimasta seriamente ferita in un incidente stradale avvenuto questa mattina nei pressi di Cirò Marina, nel Crotonese, nel tratto della strada statale 106 che va dal chilometro 276,500 al chilometro 279,300. Il sinistro ha visto coinvolte 3 autovetture. Sul posto è intervenuto il personale dell'ANAS, oltre ai carabinieri. La strada statale 106 è ancora chiusa in entrambe le direzioni. Secondo quanto si è appreso, la vittima era un carabiniere AS, 40 anni, di Taranto, che rientrava a casa dopo un turno di servizio al centro di accoglienza immigrati Sant'Anna di Isola Caporizzuto. Un giovane di 21 anni incensurato è stato arrestato ieri con l'accusa di aver abusato sessualmente di una sua cuginetta. Il giovane, che abita a San Vincenzo La Costa, fin da quando la cugina aveva solo 7 anni, l'avrebbe indotta ad avere rapporti sessuali in uno scantinato della famiglia. Abusi che sarebbero andati avanti dal 2003 al 2009, fino a quando la piccola avrebbe raccontato tutto alla madre, che si è rivolta alla Procura della Repubblica di Cosenza. Il giovane è finito in manette. Da mercoledì 9 marzo a martedì 15 saranno effettuate chiusure notturne dalle 22 alle 5 del giorno successivo sul tratto dell'autostrada 3 Salerno-Reggio tra gli svincoli di Altilia Grimaldi e Falerna per lavori. A preoccupare sul fronte della circolazione stradale è anche l'allerta meteo, trasmessa dalla Protezione Civile Nazionale a quella regionale, che prevede precipitazioni sparse anche a carattere di rovescio temporali sulla Calabria, fenomeni che saranno accompagnati da attività elettrica e forti raffiche di vento. Intanto sul fronte dell'emergenza si registrano anche diverse frane in tutta la regione. Democrazia, etica e moralità della rappresentanza sono gli ingredienti principali del patto etico per la Calabria presentato dal suo coordinatore Enzo Tromba e dal gruppo consigliare regionale dell'Italia dei Valori nelle 2 giornate a Reggio Calabria svoltesi ieri ed oggi. Vi hanno preso parte tra gli altri Mario Caligiuri, Luigi De Sena, Doris Lomoro, Roberto Chiuto, Ignazio Messina, Salvatore Perugini e Leoluco Orlando. Al centro dei dibattiti il recupero del senso dello Stato e della fiducia per affermare una nuova stagione della politica per la Calabria tutta. La relazione al Parlamento sulla Calabria è addirittura d'arrivo. Lo ha anticipato a margine del convegno dell'IDV a Reggio Calabria Leoluco Orlando. Il presidente della Commissione Errori Sanitari è poi intervenuto sul piano di rientro regionale, sul quale ha detto di attendere di vederlo e valutare come sono distribuiti i tagli e di aspettare di conoscere anche il piano sociosanitario. Si devono assicurare le cure, ha concluso Orlando, anche a chi vive in un posto isolato. Tutti i cittadini hanno lo stesso diritto alla salute. Il sindaco di Reggio, Giuseppe Raffa, ha incontrato i giornalisti per illustrare la posizione dell'ente in relazione all'accreditamento dei 14,2 milioni di contributi erariali da parte dello Stato. Il sindaco ha voluto informare la città sull'orientamento dell'amministrazione rispetto alla condizione finanziaria del comune, sulla quale si è sviluppato un acceso dibattito politico al fine di definire le prospettive economiche. Altri trasferimenti arriveranno e verranno comunicati ai cittadini. Le avventure mirabolanti delle nuove storie di Geronimo Stilton, il protagonista della collana omonima che appassiona i ragazzi di tutto il mondo, sono state rivelate questa mattina al Teatro Apollo agli alunni delle scuole crotonesi in occasione della Festa del Libro, promossa dal Comune in collaborazione con la libreria Mondadori. La presentazione della nuova collana I Preistotopi, una serie di avventure ambientate nell'età della pietra. Emergenza e carcere, questo è il titolo del convegno svoltosi ieri a Reggio Calabria e promosso dall'Ufficio del Garante dei diritti delle persone private della libertà personale. Al dibattito pubblico di sensibilizzazione sulle condizioni di vita all'interno degli istituti di pena ha relazionato il segretario questore del Consiglio regionale Giovanni Nucera. Presenti le autorità regionali, mentre le conclusioni sono state affidate a Carlo Giovanardi, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega alla famiglia, alla droga e al servizio civile. Il campionato di Serie B Win torna in campo per la 9ª giornata del girone di ritorno. Il programma prevede 2 posticipi del lunedì, Vicenza-Torino e Atalanta-Novara. Oggi le altre gare che mettono in palio punti pesanti su molti fronti. Le condizioni atmosferiche mettono a rischio la partita dell'uscita tra Crotone e Ascoli. I rossoblù cercheranno di conquistare punti importanti contro i bianconeri, che sono invischiati nella zona bassa della classifica. Il Pescara vuol dimenticare in fretta la secca sconfitta contro il Sassuolo e dovrà vedersela contro la Regina di Azzori che sta viaggiando a buon ritmo nella zona play-off.